L'una di notte è passata da una manciata di minuti. Su questa Fiat Punto, di cui restano solo irriconoscibili rottami accartocciati, 5 amici stanno tornando da Sottomarina. Stanno percorrendo la Monselice Mare quando, all'uscita di una curva in via Bassa a Correzzola, l'auto perde il controllo, sbanda, finisce nel fossato. Durante la sua corsa trova una montagnola che la fa capovolgere. Pochi istanti e la bella giornata si trasforma in tragedia. I rottami della Fiat appunto sono ancora sparsi nell'erba del fossato, ma anche nel ghiaino d'ingresso all'abitazione, dove sono presenti tantissimi vetri, ma quello che resta più visibile è questa enorme chiazza di carburante persa dall'auto ribaltata. L'odore acre fa respirare la grandezza della tragedia che si è consumata qui. Tra i primi a soccorrere i ragazzi, tutti di conserve, 2 residenti dello stesso comune di ritorno dal mare. Subito arrivano i carabinieri, i sanitari del SOM 118, i vigili del fuoco. Le condizioni di Arianna Cuccato, 16 anni, appaiono da subito disperate. Rianimata sul posto, viene trasportata in ospedale a Piove di Sacco, dove morirà poco dopo il suo arrivo. Feriti anche gli altri occupanti dell'appunto, 2 ragazzi e 2 ragazze, nessuno è grave. Alla guida un giovane di 21 anni, il fidanzato di Arianna. Tutti avevano la cintura indossata. Il conducente è risultato negativo all'alcol test. Cosa sia accaduto lo stabilirà l'indagine coordinata dalla Procura di Padova. La salma della giovanissima è a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'auto è stata sottoposta a sequestro. Un malore, una disattenzione, la notte, la velocità del veicolo. Tante le ipotesi aperte sul tavolo degli inquirenti. In mattinata il papà di Arianna ha portato questo piccolo mazzo di girasoli che spiccano con il loro giallo in un luogo dove si respira il dolore infinito per un'altra giovane vita spezzata lungo una strada che di vittime ne piange troppe. È una strada pericolosa questa. Cuore forte, tanto. E me ho sempre fatto il camionista, non è mai successo niente, per fortuna. Però tempo fa, proprio sull'angolo di Amura là, la macchina, stessa roba. Se da fuori ha sbattuto. Il cuore troppo forte. E ha messo anche il limite 70, una volta non era, però non rispetta nessuno. Perché c'è anche un incrocio là, ma nessuno rispetta i 70 all'ora. Così.